E ci siamo, prima giornata per Sport in Festa, un doppio appuntamento che celebra i campioni dello sport originari del Friuli Venezia Giulia. Sport in Festa, 2 giorni ricche di grandi appuntamenti con il divertimento. Sport in Festa è una manifestazione che, ricordiamo, premia le bandiere dello sport del passato, ma anche le eccellenze e i campioni del futuro, perché ci sono tantissimi giovani talentuosi che dobbiamo mantenere e tenere in Friuli Venezia Giulia e dunque non farli uscire fuori dai confini della nostra regione. Tanti premiati, tante le attività anche da conoscere, come ad esempio la bocciofila di Tavagnaco. Chi conosce il gioco delle bocce, chissà che effettivamente hanno raggiunto dei grandissimi risultati a livello regionale ma anche nazionale. Ecco, di fatto esiste questa realtà ed esistono tante altre realtà d'eccellenza nella nostra regione. Linda, cosa dobbiamo dire ancora? Che veramente ci saranno grandissimi ospiti, ci sarà anche Radio Latte e Miele e dunque avremo questo supporto della musica come sottofondo. Noi siamo allo Showrondo del centro commerciale Città Fiera, dove è stato allestito un campo da basket su cui più tardi arriveranno i The Move Basketball Freestyle, uno spettacolo entusiasmante che raccoglie atleti straordinari provenienti dall'Italia e anche dall'estero. Sicuramente poi spazio anche alla disabilità non vista come limite ma vista come barriera da superare, una percezione che tante volte poi deriva dall'esterno, non è reale. Abbiamo una grande polisportiva, la Polisportiva Nord-Est, che ha conseguito anch'essa dei grandissimi, importantissimi risultati nel basket. Il premio arriva direttamente proprio dall'assessore regionale De Anna per ricordare lo sforzo che ci mettono e per ricordare come di fatto siano talentuosi, non sport di serie B. Sono tante le persone che stanno accorrendo qui allo Showrondo del Città Fiera. Noi andiamo poi avanti, dopo la premiazione della Polisportiva Nord-Est parliamo ancora di basket con un nuovo progetto, si chiama Easy Basket e vuole introdurre la pallacanestro nelle scuole, ma comunque stimolare i più piccoli al gioco del basket, grandi rappresentanti anche in questo caso. E poi premiamo la CBU, una realtà sportiva di basket che ha fatto emergere giovani talenti che poi si sono imposti a livello nazionale. Uno è il nostro testimonial Michele Antonutti, poi abbiamo anche Fabio Mian, poi abbiamo anche dei giovani che stanno crescendo tutt'oggi tra le fila della CBU, una delle più prolifiche società dilettantistiche della regione per la crescita morale, etica e sportiva, che ricordiamo non è assolutamente da sottovalutare, dei suoi giovani atleti. E ancora andiamo avanti con i premi, dunque diamo il benvenuto quest'oggi ad un grande rappresentante dello sport. Questa volta non parliamo né di bocce né di basket né di altri sport, parliamo di salto in alto, specialista del salto in alto. Dunque un forte applauso per Alessandro Talotti, vanta un privato di 2,30 m all'aperto e con la misura di 2,32 m ha stabilito a Glasgow il 29 gennaio del 2005 la seconda prestazione italiana assoluta, pensate, della specialità, nonché primato italiano al coperto. E dopo Alessandro Talotti un altro grande rappresentante dello sport regionale si chiama Giambattista detto Nino Cescuti, è stato 2 volte il miglior marcatore della Serie A nel 1959-60 e nel 1961-62. In seguito ha giocato varie stagioni anche in differenti squadre come l'Ignis Varese, con cui è stato peraltro nuovamente campione d'Italia, ha vinto nella massima serie. Con la maglia della nazionale c'è anche da dire ha disputato un mondiale nel 1963, 2 europei nel 1963 e nel 65. Tanti complimenti a Giambattista Nino, per gli amici, Cescuti. E adesso, Linda, è giunto il momento dei The Move. Qui dal vivo cose mai viste, i The Move Basketball Freestyle, un'occasione unica in Friuli Venezia Giulia per vedere delle esibizioni straordinarie. La crew è fondata da Lorenzo, che è ospite qui insieme ai ragazzi del gruppo, atleti giovanissimi e straordinari che sicuramente ci stanno facendo divertire moltissimo e ci stanno facendo vedere delle cose che in genere non si pensa si possono realizzare. E vedete infatti che miracoli stanno facendo con la palla, perché questo freestyle è una degenerazione del controllo di palla in un mix di estro e allenamento. Sicuramente ci sono tante capacità, ma soprattutto tanto sudore e tanto allenamento. I The Move solo al centro commerciale Città Fiera per Sport in Festa.
E dopo da continuiamo con le premiazioni, perché arriva un giovanissimo, pensate, lo vedete qui con me, classe 1994, però è alto 2,11 m. La società Reyer Venezia l'ha ingaggiato, è un giovane talento, si chiama Francesco Candussi, inseguito da società e talent scout, pensate, di tutta Italia. Giovanissimo 1994, quest'anno in forza la Falcon Star di Monfalcone. Continuiamo le nostre premiazioni, non ci facciamo mancare nulla. Qui quest'oggi abbiamo anche Giampiero Savio, uscito dal vivaio dell'Apu Udine, con il quale ha vinto lo scudetto juniores, ma ancora all'attivo 3 stagioni a Fabriano, 3 a Torino, 3 a Reggio Calabria, 4 a Verona, con cui peraltro ha vinto la Coppa Italia 1991 e la Coppa Corac 1998, una alla Virtus Bologna e quant'altro, in 17 stagioni nella Serie A italiana. Dopo Giampiero Savio rimaniamo nel settore e parliamo di Paolo Viola. Paolo è qui perché la sua vita è stata dedicata al basket, un giocatore professionista che ha giocato con la Snaidero Basket negli anni 70, con Cantù, Virtus e altre squadre italiane sempre nella massima serie. Molte sono state anche le sue presenze nella nazionale italiana, dunque ancora tanti complimenti anche a Paolo Viola. E dopo Paolo Viola cambiamo sport. Uno fra l'altro dei formatori di Talotti è stato proprio il grande Enzo Del Forno, rappresentante del salto in alto, nato il 24 gennaio 1950. I suoi migliori risultati sono stati il 10° posto alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972, ancora argento ai Giochi del Mediterraneo di Algeri del 1975, oro alle Universiadi di Roma dello stesso anno. Inoltre è stato autore di diversi record italiani. Abbiamo qui quest'oggi un atleta che ha proprio conseguito da pochissimo un risultato importante, campionati nazionali giovanili, nei 200 dorso ha vinto recentemente, dicevamo, la medaglia d'argento durante i campionati estivi di categoria di nuoto. Si tratta di Rachele Qualla dell'Unione Nuoto Friuli di Udine, nata il 5 maggio 1994, anche lei veramente giovanissima. Complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Adesso lasciamo spazio a colui il quale poi i talenti del basket li forma, dunque di fatto non si nasce imparati, dicevano, e lui li forma, li fa crescere. Si tratta di Luigino Sepulcri, dal 2006 al 2010 preparatore fisico della nazionale maschile di basket, per anni alla Snaidero, è stato un anno anche alla Virtus Bologna, oltre 20 anni di carriera. E parliamo anche di qualcos'altro, qualche altro sport, del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, ancora tanti veramente partecipanti. Antonio Falzarano qui con noi oggi per parlarci di questo sport sempre più conosciuto, la passione delle auto. Con onore per noi averlo qui oggi e parlare anche non solo di basket, dicevamo di bocce, ma anche di automobili e Ferrari. Qui con noi oggi Fabio Miani, un altro che viene considerato come uno dei migliori talenti europei dell'annata 92 ed è membro fra l'altro della nazionale italiana Under 18. Nel 2009 ha firmato un contratto di 5 anni con la Pallacanestro Varese. Complimenti Fabio, ancora tanti complimenti dalla CBU poi verso grandissimi successi. Ancora un talento che si è formato e si sta formando nella CBU, Giacomo Zilli, una giovane promessa del basket, pivot degli Under 17 d'eccellenza, ha partecipato al raduno con la nazionale di Bocchino a Sant'Arcangelo di Romagna, è giovanissimo, dicevamo anche lui, e sicuramente un grande futuro davanti. E continuiamo la nostra manifestazione premiando e salutando anche i rappresentanti della Snaidero giovanile, che comunque vediamo qui dei giovanissimi ragazzi in divisa nera, stanno giocando e hanno giocato anche loro a basket con i nostri amici della Bozzofila. Dunque continuiamo a seguire la manifestazione e restate ovviamente con noi allo Shorondò del Città Fiera per una grande giornata di sport che continuerà. Ricordiamo e vi diamo anche l'appuntamento venerdì prossimo 5 agosto, stesso orario, dalle 15:30 in poi. Sport in Festa, una 2 giorni dedicata, come ha detto poco fa Annalisa, ai campioni che hanno fatto la storia dello sport in Friuli Venezia Giulia e oltre, e anche ai campioni del futuro. Il tutto in diretta su Radio Lagnaniele.
Città Fiera per la seconda giornata di Sport in Festa, un appuntamento straordinario che ospita i campioni originari del Friuli Venezia Giulia che hanno portato la bandiera della nostra regione oltre confine, e apriamo il pomeriggio di Sport in Festa del 5 agosto con un grandissimo campione che andrà ad intervistare Annalisa. Veramente per noi è un onore qui quest'oggi avere Lorenzo Bettarini, è stato un'autentica bandiera, il capitano per tutti i tifosi di pallacanestro udinesi, lo ricorderete, l'abbiamo visto per tanti anni anche nella Snyder, lo considerano una delle principali bandiere della pallacanestro friulana, si è fatto notare non solo per i suoi meriti di fatto sportivi, ma anche veramente perché è una persona assolutamente umile e noi apprezziamo assolutamente in tutti i campi, ma soprattutto nello sport. Bravi, bravissimi, molto bene. Oggi alla Città Fiera grandi campioni dello sport e le migliori società sportive regionali che vengono premiate per tutto il pomeriggio qui a Sport in Festa. E abbiamo ospite una società sportiva che da poco è diventata campione europeo. Lascio la parola ad Annalisa Anastasi per presentare questi grandi campioni. Dunque, dicevamo, oggi proprio non ci facciamo mancare nulla, abbiamo sentito parlare con Lorenzo Bettarini di basket, adesso parliamo di pattinaggio, di Orniano, di Basiliano, perché anche le piccole realtà del territorio possono conseguire grandissimi risultati. Volevo solo aggiungere che vedere delle ragazze così con la maglia Italia è sempre una bella emozione, vedere il Città Fiera che ha l'opportunità di apprezzare questi grandi talenti è sicuramente un momento di emozione per me, perché la scritta Italia deve toccare tutti noi nel cuore, perché siamo tutti uniti in ogni sport, in ogni società, è una grande emozione per noi, per Città Fiera, per tutto lo Shorondò, quindi io farei un altro grande applauso. La voce di Michele Antonutti, testimonial di Sport in Festa, grande cestista del Friuli Venezia Giulia che ha portato oltre confine l'orgoglio del Friuli Venezia Giulia, che ha indossato la maglia della nazionale. Per questo c'è tanta emozione da parte sua quando vede indossare ad atleti, compagni del Friuli Venezia Giulia la maglia della nazionale. Sport in Festa continua al centro commerciale Città Fiera, allo Shorondò. Vi aspettiamo per tantissimi gadget, divertimento, gioco per tutti. Sport in Festa, prima edizione 2011 da Linda Fiore. Per il momento è tutto. Con il gruppo Ladies. È una palestra per sole donne, cabina macchina con lavoro a corpo libero. Sono 30 minuti di allenamento in cui si va a lavorare sul grasso corporeo, quindi sulla tonificazione e sul dimagrimento. Ma non solo sport a Sport in Festa al centro commerciale Città Fiera, ma anche ballo e grandissimo movimento con i Pitbull Funk che ve li presenta Annalisa Anastasi. Un applauso per questi tre atleti straordinari. Io devo dire che sono veramente felicissima che ci siano qui con noi oggi i Fit for Funk, un talento, me ne sono innamorata letteralmente appena li ho visti ancora all'Oktoberfest di Trieste. Mamma Fit, dunque un po' una carrambata facciamo, perché quando mai si vede un po' un'esibizione con un passeggino, con una carrozzina? Michele, quando? Dimmi quando? Quando? Sport in Festa, centro commerciale Città Fiera, prima edizione. Noi ci congediamo per la televisione, per la radio, ma non per gli ospiti del centro commerciale Città Fiera, perché tra qualche minuto partirà l'aperitivo firmato Radio La Stegnele e siamo pronti anche noi come staff, come media partner di questa manifestazione a regalare a tutti voi tantissimi gadget, gli esclusivi gadget firmati La Stegnele. Quindi tra poco, appena la regia ci dà la linea, partirà il gioco firmato La Stegnele. Per il momento da Annalisa Anastasi e Linda Fiore è tutto. Ok, grazie.